Tutto pronto per l'inizio del terzo quarto qui da Milano. 45-28 dice il punteggio a favore della Dinamo Banco di Sardegna in questa finalissima della Coppa Italia. La Dinamo in questo momento assoluta padrona del match. Mamma mia, scorre veramente il sangue nelle vene dei tifosi della Dinamo per questa partita che potrebbe essere veramente storica. Caleb Green, 18 punti per Caleb Green, la Dinamo sale a più 20. Massimo vantaggio, Caleb Green. Attenzione dall'altra parte, subito risponde l'altro Green, sono 6 punti per lui. Si riporta a meno 18 la formazione senese, ma la Dinamo assolutamente in controllo in questo momento. Dinamo in campo con Drake Diner, Drew Gordon, Caleb Green, Travis Diner e Omar Thomas. Travis Diner tira l'allontanamento, va sul primo ferro, il rimbalzo di Ortner, c'è un fallo fischiato contro Drake Diner. Fallo del numero 16 di Drake Diner, primo fallo. Primo fallo di TD12, vedete l'ennesimo rimbalzo di Benjamin Ortner. Sta giocando sicuramente una buona prova il giocatore nativo di Innsbruck. La palla è nelle mani di Heinz, è tornato sul parquet unitamente a Green, Ortner, Nelson e Carter. Penetrazione di Green, ancora Carter, attenzione, pallone sotto, stoppone di Gordon, l'ultima deviazione però della Dinamo. Rimangono 6 secondi per l'attacco della compagine senese. Vedete il semigancio di Nelson e ci ha messo la manona Drew Gordon, inquadrato Crespi e anche Meo Sacchetti oggi con la cravatta, pensate, fallo di Caleb Green. Fallo del numero 6 Caleb Quindi noi 24 secondi, noi 14 secondi per la formazione senese. Ancora Stefano Sardara, mamma mia, starà contando i minuti. La Dinamo in questo momento assoluta padrona del match. Forza, ancora Heinz, Green riceve, c'è il blocco di Nelson, adesso c'è il mismatch su Caleb Green, vediamo se lo attacca. Duello tra i due Green, bel tiro, sì, prendi il palo decisamente Green. Ancora supera la metà campo Travis Diner, pick and roll con Drew Gordon, rolla dentro ma riceve Drake su di lui. Ancora Green, ancora il blocco di Drew Gordon, riceve, scarica fuori al limite dei passi, attenzione, 9 secondi per andare al tiro, chiama il pick and roll Travis. Vediamo ancora 4 secondi, palla persa ed è andata bene. Dobbiamo essere sinceri, molto al limite del fallo questa penetrazione di Travis Diner. Quest'anno cifre sicuramente inferiori al passato per lui, ma sta tornando Travis, sta tornando quel grandissimo giocatore dell'anno scorso. Veramente una partita straordinaria quella contro Reggio Emilia, ricordiamo quest'anno. Attenzione, Carter da 3 punti, non ci si può distrarre un attimo. Siena ha un background che deve far stare tutti attenti. 48-33 il punteggio, si riavvicina almeno 17, almeno 15, parziale 5-0, poi perde la palla la Dinamo. Attenzione, la Dinamo ha un po' di paura di vincere in questo momento perché è aumentata la tensione, forse o magari è calata leggermente la tensione perché si crede che la partita sia conclusa, ma non credo che commettano allo stesso tempo questo errore. I giocatori molto esperti probabilmente, insomma, comincia a sentirsi un po' la responsabilità di un traguardo storico. Ortner inchioda la Bimane, 8 punti per lui. Time out chiamato da Sacchetti perché in un amen troppo velocemente la formazione senese si è riportata a meno 13, parziale di 7-0 dal 48-28 al 48-35 in soli 2 minuti, anzi 1 minuto e mezzo dobbiamo dire.
la situazione è notevolmente cambiata per la Dinamo, però insomma c'è tutto il tempo per rimettere le cose a posto. La Dinamo deve tenere duro, deve stare con la testa sulla partita, perché guardate, Josh Carter ha segnato veramente da 7 metri e passa, si arrabbia Sacchetti, però io non so Thomas che cosa potesse fare di più. Dentro la notizia, speciale elezioni, giovedì alle 21 su Videolina. In collaborazione con Sarda Fidi, CGF Artigiani, Agenda Lavori, Steel Glass, Sama Rigosa, Ottica 4Eyes, Sarda Serramenti. Il sottocosto Troni colpisce ancora. Tablet Samsung Galaxy Tab 3 Wi-Fi 3G a soli €199. Troni, non ci sono paragoni. Teneusu a Carribus. Suseci de Vriargiu, sosteneusu Michela Murgia e in listas a Gentes, Comunidades e Progress. Amiche e amici sardi, ho deciso di impegnarmi in politica perché la Sardegna, terra delle mie origini, oggi vive una crisi profonda. Da figlio di emigrati sardi ho sempre cercato di riportare la Sardegna al centro di tutti i dibattiti politici. Riprendiamoci la Sardegna e regaliamoci il futuro. La politica ha urgente bisogno di persone competenti e oneste e che sappiano dare buon esempio. Giudicate il mio operato da assessore e la mia integrità morale. Mi impegno con voi e alla trasparenza totale e alla rendicontazione periodica del mio operato. Se sono credibile, votatemi. Dai respiro alla Sardegna. Il 16 febbraio vota Sinistra Ecologia Libertà con Pigliaru presidente. La politica ha urgente bisogno di persone competenti e oneste e che sappiano dare buon esempio. Giudicate il mio operato da assessore e la mia integrità morale. Mi impegno con voi e alla trasparenza totale e alla rendicontazione periodica del mio operato. Se sono credibile, votatemi. In 3 mesi da presidente della prima commissione ho approvato la zona franca integrale, la grande speranza della Sardegna, il dimezzamento degli stipendi dei consiglieri regionali, l'eliminazione dei fondi dei gruppi. Continuerò sulla strada dell'onestà e della concretezza. Punteggio di 48 Dinamo, 35 Montepaschi Siena. Ricordiamo la prima edizione della Coppa Italia nel 1968 con Napoli, poi nel 69, 70 e 71 Varese, parliamo dell'Ignis, nel 72 Milano la Simmental, ancora l'Ignis Varese, poi Virtus Bologna, dal 75 all'83 non è stata disputata, prova da 3 punti Caleb Green, non va. C'è il rimbalzo poi di Ortner e poi ancora Virtus Bologna, Pesaro, Milano, Caserta, la grande Caserta, la Snyder di Gentile, Esposito e compagnia, Virtus Bologna, ancora Virtus Bologna, Glaxo Verona, insomma, e lì poi arriviamo ai giorni nostri. Vi ho giusto elencato queste squadre perché la Coppa Italia è stata vinta da grandissime squadre, poi da quando sono state introdotte le Final Four e le Final 8, vincere la Coppa Italia è difficilissimo, arrivano le migliori squadre del campionato. Mi sembra che Drew Gordon abbia stoppacchiato Nelson. Comunque la palla è nelle mani ancora di TD12, questo per dire che non è come vincere la Coppa Italia nel calcio, per quanto insomma nel calcio vincano per lo più delle squadre forti, però insomma non si schierano le riserve qui nelle Final 8, nel basket, qua arrivano le migliori. Chi vince questa manifestazione a febbraio è la migliore squadra italiana, la numero 1. Comunque, 48-35, si è 39 da giocare, 10 secondi per l'azione della Dinamo, il blocco di Drew Gordon, attacca il canestro Drake, scarica fuori per Thomas da 3, la palla, momenti, entra e poi Drew Gordon ci mette una pezza sul rimbalzo. 7 punti per Drew, il giocatore
nativo di San José, 23 anni, compierà 24 anni a febbraio. E c'è il canestro subito di Ortner che risponde alla Dinamo. Benjamin Ortner, 10 punti per lui. Attenzione, il fallo di Caleb Green che commette il suo quarto fallo. Cambio nelle file di Siena, esce Nelson che è una sorta di allenatore in campo e rientra terzo fallo per Caleb Green, scusate. Nel quarto e il terzo, 4 minuti di gioco nel corso della terza frazione, 11 punti per Benjamin Ortner. Drake Wiener, ancora TD12, un po' incartata la Dinamo, ancora Caleb Green, non va, rimbalzo di Green, l'altro Eric, poi la strappa Drake, nuova azione per la Dinamo. Travis Dean, c'è un mismatch, vediamo se attacca Ress. È pronto Ortner ad aiutare, attacca il canestro, ancora Caleb, ancora Thomas da 3, niente, non va, stavolta non ce la fa Drake a toccare la palla, la sfera è per Eric Green, un po' inceppato in questo momento all'attacco della Dinamo, lo recupera Caleb, situazione di 2 contro 1, di 3 contro 1, prova la layup, non ce la fa la Dinamo e recupera la palla, attenzione la Montepaschi. Qua forse bisognava giochicchiare meno, attenzione da 3! Canestro di Eric Green, canestro da tanta energia a Siena, questo canestro, vedete, perde la palla Green, situazione 3 contro 1, esagera un po' Drake, non ce la fa con la layup, 50-41 il punteggio, si rifà sotto Siena. Penetrazione di Drake, ancora Trevi, 5 secondi, l'attacco Dinamo in difficoltà, sbaglia ancora, quarto fallo stavolta e non possiamo sbagliarci, è il quarto fallo di Caleb Green, parziale di 13-2 in questo momento per la Montepaschi, si ripropone, o meglio viene riproposto Marquis Green, vedete si allacciano un po' Carter e Caleb Green, gli arbitri seguono in questo caso l'inerzia ma non c'è niente da dire, vedete i falli, 6-0 il computo nel terzo quarto, Josh Carter realizza il primo tiro libero, per lui si tratta dell'8º punto, 50-42 e realizza anche il secondo con l'aiuto del ferro. Diventano 9 punti per Josh Carter, il nativo di Dallas. Faccia scura per Caleb Green, che è calato rispetto al primo tempo stellare, alle altre partite, almeno all'inizio del terzo quarto. Ha infilato la bomba del +20, poi da lì la Dinamo si è un po' seduta. Pallone ancora per Travis Deaner, attenzione, tira in allontanamento, non va, secondo ferro, rimbalzone di Heinz. 50-43, 7 punti da recuperare ancora per Siena, 7 da difendere per la Dinamo, Marquis Green, Drew Gordon, Brian Sacchetti, Jack De Vecchi e Travis Deaner, prova a difendere un pochettino di più la Dinamo con l'ingresso di Brian e di Jack, i due dei pretoriani di Meo, ancora Heinz non va, ma adesso la formazione senese da tutte le parti, il canestro non è buono, perché c'è l'infrazione di 24 secondi, buona difesa della Dinamo, una preghierina di Heinz e poi alla fine c'è il canestro di Orton, fuori tempo massimo, esce dal campo un buon Travis Deaner, un po' calato all'inizio del terzo quarto, si è inceppato lui come tutta la Dinamo. Ancora Drake sul terreno di gioco, prova subito da 3, non va e continua la rottura in casa sassarese. 7 lunghezze da difendere, bisogna tenere duro perché questa è la parte più difficile del match, sicuramente. Massimo sforzo invece per Siena per provare ad entrare definitivamente in partita, ancora Eric Green, pallone per Josh Carter, penetrazione al limite dei passi, forse adesso c'è il fallo fischiato contro De Vecchi, si arrabbia dall'altra parte Crespi che protesta per l'incursione. Beh, in effetti la manina, il colpetto sul braccio destro di Josh Carter c'era, il fallo di Jack De Vecchi, secondo fallo, inquadrato Carmelo Paternicò, inquadrato anche Crespi e realizza Carter, va in doppia cifra,
giocatore originario di Dallas in Russia, lui l'anno scorso. Diventano 11 i punti, attenzione a far innescare Carter mentre prova la carta del capitano coach Meo Sacchetti. Al posto di Drew Gordon si allarga un po' il gioco in casa Dinamo, si cerca di portare un po' fuori Hortner, lasciare un po' di spazio nel pitturato, il pick and roll, anzi sì, il pick and roll tra Sacchetti e Marquis. Ancora circolazione di palla per Jack De Vecchi, difficoltà sempre per l'attacco della Dinamo, prova da 3 punti il capitano, non va sul secondo ferro, alla fine c'è la palla 2, bravissimo Brian, però il freccione, questa bruttissima invenzione ci dice che la palla è del Siena. Punteggio di 50 Dinamo, 45, ultimi 3 minuti di gioco nel corso del terzo quarto. Bravissimo, bel linguaggio del corpo per Brian Sacchetti che si è buttato come un leone. Buona veramente la final eight del figlio di Meo. Ancora in allontanamento anche Heinz riesce a trovare canestri importanti, 4 per lui. Attenzione, 50 Dinamo, 47, momento di difficoltà, continua. Ottavo minuto, continua il momento difficile per la Dinamo Banco di Sardegna. Ha un solo possesso la Dinamo. Ancora Vanuzzo, palla per Marquis, 6 secondi per andare al tiro. Drake, palla per Marquis Green, penetrazione, c'è il fallo. Provvidenziale questo fallo fischiato contro la difesa di Siena. Provvidenziale, veramente. Secondo fallo personale contro Heinz. Mentre si rivede Travis Diner in campo questi ultimi 2 minuti e 23, si cerca di dare più fluidità alla circolazione di palla della Dinamo schierando i 2 piccoli tiri liberi che possono fermare l'emorragia dal 48 a 28 al 50-47, parziale di 19 a 2. Per fortuna arriva questo primo punto nel terzo quarto, nel secondo tempo, per la precisione di Marquis Green, che realizza anche il secondo tiro libero. 5 punti per lui, più 5 per la Dinamo. Prova ad attaccare 1 contro 1 Marquis Heinz, ancora circolazione di palla da 3 Green, il rimbalzo di Marquis, palla importante, forza, ultimi 2 minuti di gioco. Drake. Su lui Carter, c'è il blocco di Vanuzzo, prova a attaccare il canestro, ancora Vanuzzo, blocco sempre su Marquis, taglia Vanuzzo ma non riceve, c'è il mismatch, ancora Marquis, step back e realizza ancora, assoluto protagonista Dinamo, in questo momento difficilissimo Marquis che si carica, la squadra sulle spalle, il momento più difficile della finalissima. Almeno sino a questo momento, 8 minuti e mezzo giocati nel corso del terzo quarto. Hortner, penetrazione, ma che reverse di Hortner, ma che reverse. 12 punti per il centrone austriaco. Signora partita per Benjamin Hortner, classe 83. Dicevamo nona stagione. Lui nel 2013 è arrivato per l'infortunio di Eze. Eze che poi era tornato, aveva terminato la stagione con Montepaschi Siena e chissà perché, corsi e ricorsi, poi Eze è arrivato anche a rinforzare l'organico della Dinamo Banco di Sardegna e stare disponibile con tutta la probabilità nella partita che la Dinamo giocherà domenica 16 febbraio, tra l'altro il giorno delle elezioni regionali, al Palaserra di Migni contro il Cremona, e quindi lui è arrivato al posto di Eze, poi ha giocato talmente bene Hortner che Siena ha pensato bene di tagliare Casun. Un rinnovo laborioso anche in questa stagione 2013-2014, l'anno scorso ricordiamo con Siena 5-4 di media partita, 64% da 2 punti. Col Benetton 9 punti, prima ancora a Cantù nel 2010, 2 punti e mezzo. 2010 anche con Reggio Emilia. Militato nell'NCAA Division 2 con Metropolitan State College di Denver.
Alla fine c'è un fallo fischiato alla difesa contro Ortner, il canestro di Drake Diner, provvidenziale, continua il parzialino Dinamo, 8 punti, ma soprattutto la possibilità di un gioco da 3 per Drake Diner, che è tornato Mandrake in questa occasione, 8 punti per lui, più 7 per la Dinamo, ma soprattutto, vediamo il tiro libero supplementare, diventano 9 i punti di Drake e soprattutto, sottolineiamo ancora, diventano 8 i punti di vantaggio della Dinamo. Drake Diner, 9 punti per lui, un po' sotto standard nelle medie realizzative, cambiano Marquis e Trevi, circolazione di palla, penetrazione dal fondo di Res, pallone per Vigiano, non va, però troppo solo Ortner, una sentenza oggi, sono 14 per Benjamin Ortner, attenzione. 57 a 51, si riporta a 6 a 44 secondi dal termine la Montepaschi Siena, 6 lunghezze da difendere invece per la Dinamo, cambiano ancora Travis Diner da 3, è importante questo canestro di Travis, prima bomba del secondo tempo per TD12, la Dinamo a più 9, si scava un fosso, 3 possessi di distanza tra le due squadre, dopo il meno 3, adesso il più 9, dopo scusate il più 3, il più 9 per la Dinamo. Ortner, mamma mia, che signora partita per Ben Ortner, 16 per lui, ma la Dinamo ne ha 7 di vantaggio. 5 secondi al termine, palla gioca sul ferro, il fallo, bravissimo Drew Gordon, reattivissimo, si arrabbia Crespi, si arrabbia con Vigiano, Jeff grida il coach originario di Varese, classe 62, Olimpia Milano, Biella, Siviglia, Pesaro, direttore dello scouting internazionale dei Phoenix Suns, anche Casale che ha condotto alla Serie A e poi Siena l'anno scorso come vice di Banchi, campione d'Italia, vice anche di Tanievic, con la formazione azzurra, campione d'Europa. Gordon intanto mette a segno il suo 8º punto, Gordon sbaglia il secondo, c'è un'invasione fischiata contro Sacchetti, un secondo da giocare, punteggio di 61 Dinamo, 53 per la Montepaschi. Ci sarà il tempo per una preghierina affidata alle mani del numero 7 Curno che si rivede sul parquet, il quarto si chiude, 61 Dinamo, 53 per Siena, linea regia.